Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi si gira in Anglona. Ora stiamo attraversando il comune di Perfugas perché, seguendo la più antica via di collegamento del nord Sardegna, la strada statale 127, raggiungeremo dapprima la chiesa di Nostra Signora di Bonaria, un santuario edificato a quota 766 metri di altitudine su una delle tre cime del monte Tutudesu di Osilo, che detiene lo scettro di chiesa campestre più alta del Sassarese. Nel pomeriggio invece andremo alla ricerca della Valle dei Mulini, nella vicina frazione di San Lorenzo, per poi finire la giornata nelle chilometriche e paradisiache acque della marina di Sorso. Stavolta lasciamo il Bivio per Sedini e proseguiamo verso l'Aerru. E qui stiamo facendo ingresso all'Aerru. Qui ci siamo stati di recente al suo motorraduno. E proseguiamo per Nulvi. Percorrere i tornanti della strada statale 127 è sempre un'emozione. L'asfalto ha un ottimo grip, la strada è un po' strettina ma è solitaria, e guardate che panorama, è veramente uno spettacolo. Siamo al chilometro 85. Facendo ingresso a Marsis, piccolo comune di 500 abitanti, famoso per la sua foresta pietrificata che abbiamo già visitato e che trovate sul mio canale YouTube. È anche noto per la sua fregula, ovvero una specie di couscous ma più corposo. Guardate il municipio. Qui c'è la deviazione per la bellissima cascata di Triulintas che trovate sempre sul mio canale, un posto fiabesco. E qui stiamo attraversando Nulvi, comune di 3000 abitanti, famoso per i suoi siti preistorici. Pensate che ce ne sono ben 78. Guardate che bello questo murale. Anche qui ci sono tante bandierine, deve esserci qualche festa patronale o qualche festività in onore di qualche santo. Qui ci sono due chiese ravvicinate, guardate. Ma oggi non ci soffermiamo su Nulvi perché siamo diretti alla chiesa più alta della provincia di Sassari, Bonaria. Prendiamo la danza tra le curve, guardate che ballate. Anche qui ci sono dei generatori. Vedete, siamo al chilometro 100 della 127. In pratica stiamo percorrendo tutta questa strada statale che arriva fino a Sassari. Sono due alternative per raggiungere Osilo, questa taglierebbe, ma noi continuiamo sulla 127. Guardate avventurieri, non so se riuscite a vederla voi, ma lassù vedo già la nostra meta, eccola lì, la chiesa di Bonaria, che dista 3 km dal paese di
suo castello. Guardate avventurieri, ora ce l'abbiamo proprio di fronte, dobbiamo salire fin lassù, 766 metri, e oggi verificheremo. Guardate che panorama avventurieri, non oso immaginare cosa si vedrà da lassù. Ed eccolo qua Osilo, dominato dal suo castello Malaspina, a testimonianza della sua importanza medievale. Vi ricordo che è un comune di circa 3000 abitanti. Ora non ci soffermeremo nel suo centro storico, magari più tardi, ma puntiamo dritti al santuario più alto della Sardegna. Ecco qua, qui ci sono diverse deviazioni. Stasera faremo magari un giro al centro storico, tra le sue viuzze. Ora puntiamo a Bonaria, che dovrebbe essere di qua. Qui c'è un buffetto. Ecco avventurieri, qua si incontra una prima chiesa che è quella di Sant'Antonio, ma noi non ci soffermeremo qua, faccio giusto un passaggio attorno. Guardate, anche questa è interessante, vedete, più o meno con lo stesso stile, ma noi dobbiamo puntare a quella più alta. Ma vedete là in fondo ci aspetta. Continuiamo a salire verso le antenne. Ecco l'avventurieri, posta in cima a una delle tre vette di questo monte a tre punti chiamato Tuffudesu. E già da qua giù c'è un bellissimo panorama, guardate. Deve essere proprio uno spettacolo da lassù. Guardate, qui c'è un ristorante, non so se sia sempre in funzione, siamo quasi arrivati in cima. Avventurieri, siamo arrivati qui al piazzale, guardate che veduta già da qua. Allora avventurieri, ho già percorso i primi gradini di questa scalinata che porta su al santuario più alto del Sassarese. Vedete alle mie spalle, questa chiesa rappresenta la profonda devozione del popolo sardo verso la Madonna di Bonaria, protettrice dei naviganti. Guardate che veduta avventurieri, e ancora non siamo in cima, laggiù c'è Sherden. Questa chiesa, oltre ad avere una funzione religiosa, è stata da sempre un punto di riferimento per i naviganti, essendo visibile dal mare. Sempre per la sua posizione elevata è stata utilizzata come punto trigonometrico da Alberto Ferrero della Marmora durante le sue misurazioni cartografiche della Sardegna. Ecco avventurieri, ormai ci siamo, eccolo qua, il santuario più alto del Sassarese. Guardate, ha una struttura semplice ma solida, ha resistito tutti questi anni, infatti è realizzata con pietra locale, con conci di tufo e basalto. Allora avventurieri, vi dico subito che la struttura così come la vediamo oggi risale al XVII secolo, ma pare che la pietra primitiva
venne posta nel 1450 come voto di devozione alla Madonna per aver dato fine a una pestilenza che colpì la zona. Ora facciamo tutto il giro al suo intorno, vedete, poi proviamo ad accedere al suo interno sempre che sia aperto da qualche parte. Guardate, c'è una scalinata. Rileviamo la sua altitudine, vedete? Siamo a 769 metri, quindi confermiamo la sua altitudine. Guardate avventurieri, c'è un panorama immenso da queste dolci colline. Lo sguardo si spinge fino all'Asinara. Questo è Osilo, il suo castello dei Malaspina. E si arriva a vedere addirittura la Corsica nelle giornate più terse. Oggi non siamo così fortunati, ma è già tanto che c'è un bel sole, essendo al 7 di ottobre. Guardate, è veramente uno spettacolo. Allora avventurieri, ho controllato gli altri ingressi, sono tutti chiusi. L'unico percorso di accesso è questo. Proviamo ad entrare di qua. Vediamo un po' se riusciamo a vedere qualcosa. Guardate. Allora avventurieri, sono riuscito ad entrare all'interno. Guardate, una chiesa con un'unica navata. Non so se riuscirete a vederli, ma nelle pareti sono presenti alcuni affreschi poco leggibili dato il suo totale stato di abbandono. Vedete, qui si nota forse un po' di più. Vedete, le pareti erano affrescate. Qui c'è un'altra stanza. Proviamo a risalire anche questa scalinata, visto che ci siamo. Qui bisogna fare attenzione perché è tutto un degrado. Vedete, siamo arrivati anche in cima. Ci sono altre cappelle. Qui c'è un balcone con un panorama pazzesco, guardate. Qui c'è un'altra stanza. Ci sono architravi puntellate che non ispirano proprio fiducia. Scendiamo, va che è meglio. Nonostante il suo totale stato di degrado, qui la tradizione religiosa sopravvive. Infatti la mattina di ogni 15 agosto una processione di fedeli parte dalla chiesa dell'Immacolata di Osilo e riporta qui il simulacro della Madonna, proprio in questa nicchia, per poi compiere il percorso inverso durante la sera stessa. Cos'altro aggiungere, avventurieri? Nella quiete di questo solingo altopiano, con una veduta che domina la realtà circostante, ho come la sensazione di aver ritagliato uno spazio temporale tutto mio. E tra le possenti mura di questa chiesa ho il sospetto che siano custoditi preghiere e ricordi che il tempo non potrà mai scalfire.
'Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Best to give me loyalty. 'Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Bene avventurieri, ora salutiamo la chiesa più alta del Sassarese, Nostra Signora di Bonaria, e scendiamo al centro storico di Osilo. Vediamo se riusciamo ad avvicinarci un po' al castello. Ecco avventurieri, stiamo arrivando al centro storico, ora proviamo ad addentrarci tra le sue viuzze e andiamo ai piedi del castello e della patronale dell'Immacolata. Pensate che in questo paesino ci sono ben 36 chiese. Vedete, chiesa della Santa Croce, di Babbo Eterno, insomma ce ne sono un'infinità. E in più c'è il castello dei Malaspina, pare sia stato costruito nel XII secolo, proprio dalla famiglia potente Malaspina, poi dovrebbe essere passato di mano per varie controversie e infine è andato in declino a partire dal XV secolo. Questo comune ripudia la guerra, vedete, qui siamo su questo acciottolato, questo è il comune e questa dovrebbe essere la chiesa dell'Immacolata, vedete. Avventurieri, ora lasciamo Osilo, purtroppo la chiesa dell'Immacolata era chiusa e ora ci dirigiamo verso la frazione di San Lorenzo a visitare la Valle dei Mulini, o perlomeno a farci una dronata perché non so se siano aperti o visitabili. Ecco avventurieri, dobbiamo svoltare qui per Sassari, frazione di San Lorenzo, Sennuri. Percorriamo la strada provinciale 72, vedete la nostra terza tappa, dopodiché raggiungeremo la marina di Sorso per goderci un tramonto sul mare che abbiamo visto da lassù. Qui stiamo attraversando la frazione di Osilo chiamata Santa Vittoria. Sempre sulla provinciale 72. Vi ricordo che stiamo andando in direzione San Lorenzo per visitare, o meglio fare una dronata su questa antica valle dei mulini. Pensate che in antichità c'erano ben 36 mulini, dai 25 ai 36 mulini funzionanti, che sono andati in disuso nel dopoguerra, nel momento in cui ovviamente è subentrata l'energia elettrica. Guardate queste rocce calcaree, che spettacolo! Qua la morfologia del terreno ha favorito proprio la nascita di questi mulini, perché sono presenti dei sassi che consentivano quindi di sfruttare l'energia naturale dell'acqua e del rio San Lorenzo. Qui c'è un piccolo cimitero. Questa è proprio la frazione di San Lorenzo di Osilo, del comune di Osilo. Guardate, sono giusto poche case. C'è il bar Mulino, vedete anche il bar richiama la presenza degli antichi mulini. Ed eccola qua
la chiesetta di San Lorenzo. Andiamo a fare una sosta di qua. Allora avventurieri, siamo arrivati qui alla chiesetta di San Lorenzo, la vedete alle mie spalle, e qui c'è anche l'ingresso per la Valle dei Mulini o Badde Lontana, è così che viene chiamata anche, e viene resa famosa anche dalla canzone dei Bertas. Vedete, Valle dei Mulini, tracce di farina, i sentieri del grano dalla terra alla tavola. Vedete, questa dovrebbe essere la sede dell'associazione, che oggi è chiuso. Vedete? Sono i contatti per visitare i mulini. Qui oggi regna la quiete e il silenzio, ma immaginatevi all'epoca, quando i mulini erano ancora in funzione, ben 36 macine guidate da abili mugnai, ci sarà stato un gran bel frastuono. Questi sono luoghi unici, luoghi narranti, che rappresentano l'identità e la memoria storica della zona. Bene avventurieri, ora costeggiando la Valle dei Mulini ci dirigiamo verso la marina di Sorso per goderci un ottimo tramonto, visto che da qui siamo vicini anche al mare. Andiamo! Ora siamo sulla strada statale 200, guardate questi bei pini, si vede che stiamo arrivando verso il mare. Ecco avventurieri, ora giriamo per la marina di Sorso, siamo solo a 12 km da Sassari. Wow, guardate che colori questo mare. Guardate avventurieri, siamo arrivati a questa distesa di sabbia che è la marina di Sorso, ben 7 km in lunghezza per 30 metri in larghezza. Di certo lo spazio non manca, con questo mare immenso che sfuma dall'azzurro al turchese, vero e proprio paradiso. Bene avventurieri, accompagnati dalla melodia di questo splendido mare, poniamo fine a questo viaggio tra spiritualità, storia e bellezze naturali di questa meravigliosa isola. Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionati, lasciatemi un like, un vostro commento a riguardo, condividetelo con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime entusiasmanti destinazioni. Ciao avventurieri!